Posto pronto all'auditorium della Regione per la riunione, il vertice che ha convocato appunto l'amministrazione regionale con i sindaci del Friuli Venezia Giulia per fare il punto su quella che è la situazione del coronavirus in regione, nelle regioni vicine, appunto approfondire anche quelle che sono state le direttive emanate ieri dall'amministrazione, che prevede più o meno un blocco totale dell'attività pubblica all'interno dei confini regionali. Rodolfo Ziberna, sindaco di Gorizia, preoccupato per la situazione? Ma noi siamo allarmati, più che preoccupati, anche perché oggettivamente, grazie al cielo, viviamo in un sistema sanitario nazionale e regionale che in questo momento sta tenendo. Per quanto riguarda il nostro territorio non ci sono casi segnalati, comunque noi ci siamo adeguati pedissequamente alle indicazioni previste perciò dall'ordinanza decreto sia del Ministro che del Presidente della Regione, perciò stamattina abbiamo già svolto 2 riunioni della task force, un'altra ne avremo alle 16:30 e con un accorgimento alle 5:30 mi vedrò con il collega sindaco di Nuova Gorizia e di Sempedere Toiba per fare in modo, compatibilmente con le loro desiderate e le loro norme, di adeguare quanto possibile la disciplina del territorio goriziano a quello oltre confine. Alessandro Ciriani, sindaco di Pordenone, la riunione con la Regione come comune è preoccupato o comunque condivide le scelte dell'amministrazione? Condivido le scelte dell'amministrazione, non sono preoccupato perché l'ordinanza chiarisce nitidamente quali sono i passaggi che le amministrazioni comunali devono fare. Se c'è qualche dubbio lo chiariremo in questa riunione, dopodiché io, come penso anche gli altri sindaci, appena terminata abbiamo convocato le nostre giunte insieme anche ai centri operativi della protezione civile, ai nostri dirigenti, per poter mettere in atto tutti i provvedimenti di contenimento. Per di più, se aggiungiamo che noi friulani siamo famosi nel mondo per la disciplina e per il rispetto delle regole, perché questi sono provvedimenti che non vanno discussi, vanno applicati e poi subiti ai cittadini, credo che le preoccupazioni stiano al minimo.